Le eurodeputate Rosanna Conte e Paola Ghidoni riconoscono che per quanto sia stato fatto a protezione della venericoltura contro il granchio blu si deve fare di più. Proprio per discutere sul tema ieri si è tenuta a Bruxelles una commissione in cui tutti gli stakeholders del settore hanno potuto presentare i vari aspetti del problema. Si è voluto creare un filo diretto tra Europa, regione e territorio, sensibilizzando proprio l'Europa alla ricerca di aiuti concreti. Il problema è trasversale, non solo riguarda i pescatori italiani ma l'intera filiera produttiva. I granchi blu divorano milioni di fatturato, afferma Ghidoni, ma anche una preziosa risorsa ambientale, vista la quantità di CO2 che i molluschi predati assorbono durante il loro ciclo vitale. Nonostante gli appelli e le interrogazioni portate, al momento non è stato fatto nulla contro questa calamità naturale, come è stata dichiarata in giunta regionale, a quanto ha ricordato l'assessore alla pesca della Regione Veneto Cristiano Corazzari, premendo per accelerare i tempi per le richieste di indennizzo dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ricordando che l'intero settore della venericoltura sta rischiando di scomparire, trascinando nel baratro 1500 imprese e un intero settore. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.